Piovono girasoli sul luogo della morte di Angela Vignaga. I residenti non hanno parole, si fanno il segno della croce, alcuni chiedono, tutti sono increduli, come i giovani vicini di casa dei Vignaga venuti a portare gli ennesimi girasoli per Angela. Un incidente avvenuto al buio, in un punto equidistante tra due lampioni, appena dopo un gruppo di case, dove la strada in leggera salita a sinistra, limite 50 orari, invita a correre. È una strada in cui si corre normalmente o c'è solo qualche testa calda che la fa correndo? Più di qualcuno corre, sì, abbastanza, soprattutto questo punto qua, diciamo, perché dopo c'è discesa, forse è un attimo della salita che spiana, allora corrono un po' di più, ecco, tutto qua. Però alcuni corrono forte. Rumore, ma un rumore tipo uno sfrussio, una roba del genere, un fruscio. Ma niente di che, pensavo fosse un animale qua dietro, invece. Quindi forse non ha nemmeno frenato questo automobilista. Ah, probabilmente. A Castello tutti si conoscono e molti sono parenti, come questo lontano cugino della quindicenne. Deve costituirsi assolutamente, ha sbagliato già in partenza a non prestare soccorso e sta sbagliando ancora adesso a non costituirsi. Il comune ha sospeso fino a dopo i funerali della ragazza tutti gli eventi di svago in centro e nelle frazioni. Rinviata l'inaugurazione della rinnovata fontana della Daphne in centro. Il sindaco, oltre ad esprimere la vicinanza della giunta ai familiari, lancia dal nostro telegiornale un messaggio. Faccio un appello, invito questa persona a costituirsi appunto per assumersi le proprie responsabilità. Ricordiamo che appunto anche non ha omesso appunto di prestare soccorso, quindi di costituirsi, di rendersi conto di quanto, di prendere coscienza di quello che ha fatto e quindi di non aggravare ulteriormente la propria posizione.